Eder, Mech, Pallister. Logicamente io altri casi non li seguo, non li ho mai seguiti, mi sono ritrovata intortata in questa uccisione, in questo fatto di Liliana che si credeva, hanno preso quel senso unico del suicidio e a un dato momento il problema grosso è questo, secondo il mio punto di vista. Adesso le cose si stanno ribaltando, si stanno rivoluzionando. Voglio fare giusto un accenno per quanto riguarda tutto questo caos che è successo in questi giorni con il tecnico che ha espresso molto bene, anche virgolettato, su un quotidiano locale, dove ha espresso tutto quello che ha fatto al povero corpo di Liliana. Infatti una cosa che mi ha infastidito tremendamente nel titolo, quando dice io ho rotto la vertebra di Lilli. Lilli chi? Chi era per te Lilli? Nessuno. Non era una tua amica, non era una tua parente, era la signora Liliana Resinovic, una vittima che si è trovata in un obitorio, che non si è mai capito perché è morta, e seconda cosa, in un posto così sacro, così è passato addirittura anche parlando con le persone che in pratica nel nostro obitorio vengono rotte e spezzate ossa come niente fosse. Poi purtroppo io non lo so, mi auguro che la procura, logicamente non sta certo a me chiarire il fatto di tutti questi filmini che sono stati esposti su vari canali YouTube e altre cose del web. Non riesco a capire come delle persone che sicuramente parlano di cose importanti fra loro non abbiano un canale loro con tanto di password, ma mi fa veramente, ormai ho una certa età anch'io, e dolore e stranezza che magari un bambino di 12 anni vada là e ti trova sto qua col macete in mano e ti trova con un cavatappi da aprire il cervello. Quello che poi l'altro giorno in un emittente TV c'è una giornalista che chiede al diretto superiore del tecnico, chiede appunto come mai, lei ha detto sì, è una procedura normale che succede, poi in un caso di suicidio, ma parliamoci chiaro, in un caso di suicidio che cosa? Allora innanzitutto non sai se quel suicidio, come loro hanno detto, voglio chiarire che il fascicolo era già aperto per sequestro di persona, non per suicidio. Quindi, allora, a parte tutto questo, ciò vuol dire che tu tanto il suicidio fai finta di niente, tanto è tutto tanto per, ma tu non sai cosa succederà a quel cadavere, non sai, poi c'è stato anche proprio la procura che lo dice tramite il magistrato che dice quel corpo deve essere conservato per eventuali e ulteriori e questi dicono tanto per è un suicidio, anche no. Ma è tutto un po' inverosimile perché la vertebra rotta si era già visto l'8 di gennaio nell'attacco. Lui ha preparato Liliana l'11, quindi non vedo come... Perché poi non l'ha scritto, fosse vero. Ha messo tanto di esibizione, non lo so. Se non peggio. Volevo dire questo, no? Che giustamente o ingiustamente, io sicuramente su questo non mi esprimo perché non è la mia materia in assoluto, però quello che voglio dire è che appunto, nella radiologia il professore che ha eseguito questo attacco non emerge appunto, non ha scritto o non ha visto, e per l'amor del cielo io non lo so questa frattura della vertebra T2. La lesione famosa, la lamina, tutto quello che volete. Quello che però, devo dire la verità, mi ha fatto strano, il fatto che non è emerso neanche il mazzo di chiavi che c'erano dentro sul corpo di Lilli, insaccato con 2 sacchi, non uno. Addirittura quando c'è stata la svestizione il giorno prima dell'autopsia, si sono accorti gli inquirenti di questo mazzo di chiavi. E mi fa strano, dico, che 3 chiavi di metallo non siano state individuate nell'attacco e che anche questo non sia stato scritto. Allora dico, quello non è scritto, quell'altro uno non vede. Poi una cosa che proprio, ma la devo dire insomma, no? Mi ha sempre causato grossi problemi il fatto che il coniuge, o il vedovo come lo volete chiamare, non sia rimasto sempre così passivo. Anche dopo lo scempio, dopo aver detto tua moglie si è suicidata, dopo che il GIP ha detto no, bisogna indagare su un omicidio, certo era contro ignoti, tutto passivo, nessuno sapeva niente.
Già mi ricordo in autunno si parlava così con indiscrezioni della T2 e giustamente tutti dicevano sarà la dottoressa Cattaneo. Adesso stiamo quasi, mi sembra di capire, screditando tutto il lavoro così certosino della dottoressa Cattaneo, considerata prima di questa consulenza il luminare dei luminari, ma poi screditiamo un professor Fineschi, un professor De Rico. Adesso io non voglio infierire su nessuno e non mi permetto di giudicare nessuno, però se devo proprio scegliere tra uno che fa filmini TikTok o 3 professori con 50 lauree o quante ne hanno in specializzazione di medicina legali, insomma ci penserei, ma poi dico, no, tutto sto casino per fare con la T2, ma primo basta prendere il disco dell'attacco e se lo riguardano tutti quanti. Poi credo che la stessa difesa del coniuge può anche, o poteva, perché io non so se la procura chiamerà, perché sicuramente sarà più facile che la procura parli direttamente con la dottoressa Cattaneo, non col tecnico. E poi se la difesa ritiene che è importante, perché non fanno come è stato fatto, so, dall'associazione Penelope, per delle persone, dei testimoni che non sono ancora mai stati sentiti, oppure sono stati sentiti in questo periodo e noi non ne sappiamo, è giusto che sia così, potevano fare loro una memoria, un esposto. Invece cosa fa il tecnico? Prima va alla stampa, dichiara tutto quello che dichiara, poi prima dice sarò chiamato, dopo non sarò chiamato, dopo dice ho fatto un esposto e soprattutto, sempre letto dai giornali, non certo parole mie, il suo superiore dice lo consiglio di rivolgersi ai consulenti del signor Visentin. Ma dico, e Sergio chi è? Cioè Sergio ha fatto, secondo il mio punto di vista, adesso a parte tutto, che sapete voi che io non ho mai creduto nel suicidio, ha fatto bene a far sorgere questi dubbi e soprattutto perché hanno trattato in varie occasioni, ma non solo parlo adesso del tecnico, parlo dello scempio e tutto, come un pupazzo sta donna, vi rendete conto? Come un pupazzo. E poi questo io sempre, e di questo è diventato veramente il mio mantra. Chi era con lei quel 14 mattina? Chi era che l'ha menata, l'ha picchiata? Chi era che ha avuto la necessità, dopo che l'ha ammazzata, creare questo suicidio farlocco? Chi sente la necessità poi di spostarla, di farla riapparire? Perché dobbiamo ritrovarla? Qual è il movente? Qual è il motivo? Noi ci perdiamo, io dico ci perdiamo perché non sono un medico, non sono nessuno, con una T2. Certo la T2 è importante perché fa capire ancora quanto peggio sia stata trattata la mia amica e soprattutto il marito rimane Avvocato, passivo. vuol dire qualcosa Io non su comprendo quanto perché sta non è dicendo? che anche lui denuncia tutti. Io sono sempre stata convinta che nel fascicolo di 3000 pagine si possono trovare tantissime già cose, già quella volta, e che poi non sono state, per qual motivo non sicuro non lo posso sapere io, non sono state sviluppate. Seconda cosa, adesso sono iniziate queste perizie ancora più approfondite sui telefoni di Liliana. Poi abbiamo la GoPro che logicamente dei 24 salute, dei 24 punti, noi non sappiamo, come è giusto che sia, cosa gli inquirenti hanno trovato, hanno sviluppato. Infatti adesso avete visto anche voi, è stata sentita la signora Giasmina, ma dopo 3 anni, quindi quello che non c'era prima, per fortuna noi la memoria ce l'abbiamo. Quindi io auspico anche che tutti noi potremo essere sentiti nuovamente, perché è sempre un aiutare la procura, come io credo, e sempre lo dico, anche i parenti di Sebastiano, che non li abbiamo mai visti, gli amici di Sebastiano, ma perché no, il figlio di Sebastiano, la nuora, perché logicamente avrebbero già, a parte quella volta, potuto raccontare cosa era Lilli, chi era Lilli, non solo appunto nessuno accusa, nessuno dice, ma avrebbero potuto arricchire questo fascicolo. L'unica cosa che posso aggiungere è che tutta questa storia della vertebra viene fuori nel momento in cui Sergio fa un esposto all'ordine dei medici e guarda caso c'è un indagato per omicidio, cosa che era già, cioè c'era già l'indagato, non un indagato,
L'omicidio era già scritto il 23 giugno dell'anno scorso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.